Tifosi del Napoli. Tenetevi forte perché il calciomercato continua a pieno ritmo e questa volta l'obiettivo è chiaro. Diretto e con un desiderio reciproco dichiarato, Sambo Kema. Sì, il difensore olandese, pezzo chiave del Bologna nelle ultime stagioni, vuole indossare la maglia del Napoli. E il club sta facendo di tutto per realizzare questo desiderio. Secondo informazioni molto attendibili del Corriere dello Sport, Giovanni Manna ha già presentato un'offerta ufficiale. 25 milioni di euro e Zanoli, giocatore molto apprezzato dall'allenatore Vincenzo Italiano. E prima di raccontarti in retroscena di questa trattativa tesa e strategica, metti un like. Iscriviti al canale e attiva il campanellino. Perché qui rimani aggiornato su tutto ciò che accade nell'universo azzurro, in modo diretto, completo e con analisi reali. La situazione è la seguente: Bokema, 26 anni. È oggi considerato uno dei nomi più affidabili della Serie A quando si parla di sicurezza difensiva. E sa che, sotto la guida di Antonio Conte, può fare un salto di qualità nella sua carriera, sia in termini di visibilità che di competitività. Lo stesso giocatore ha già manifestato apertamente la sua volontà di trasferirsi al Napoli, considerando l'opportunità come l'occasione di una vita. Questo ha messo sotto pressione il Bologna, che si era mantenuto fermo sulla richiesta di 35 milioni di euro. Ma il Napoli ha agito con intelligenza, invece di aumentare il valore in denaro. Ha offerto una compensazione tecnica con Alessandro Zanoli, che ha il profilo che il Bologna cerca per rafforzare le sue fasce. E ora entra in gioco la diplomazia. La delegazione di Bokema sta lavorando dietro le quinte per convincere il Bologna a rivalutare le sue richieste. Il difensore è grato al club per i 2 anni di crescita, ma capisce che il progetto di Conte, la sfida europea e il livello del Napoli rappresentano un salto sportivo necessario. L'atteggiamento rispettoso del giocatore potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa. Soprattutto se il Bologna si rendesse conto che trattenere qualcuno che ha già deciso di andarsene potrebbe influire sull'equilibrio interno del gruppo. Pazienza e strategia sono le parole che definiscono questo momento. Il Napoli non vuole sforare il budget, ma non è nemmeno disposto a perdere un giocatore che Conte ha già indicato come prioritario. E ora, tifosi azzurri, come sempre, la parola è vostra. Pensate che Sambo Kema sia il nome ideale per rafforzare la difesa del Napoli? Pensate che l'offerta di 25 milioni più Zanoli sia giusta? O fareste diversamente? Commentate qui sotto, perché la vostra opinione rafforza il canale e fa crescere questo spazio ogni giorno di più. E naturalmente, se vi è piaciuta questa analisi esclusiva dietro le quinte, lasciate un super grazie. Perché questo ci aiuta moltissimo a continuare a portarvi tutto ciò che accade nel mondo del Napoli, con passione, chiarezza e verità. Facciamo questo viaggio insieme, tifosi azzurri.